Tutto pronto per la quarta corsa, confronto per femmine di 3 anni, non vincitrici di 4.000 euro in carriera, sono in 11 al via, con la macchina che si muove, all'1 Ginevra Princess, Giuseppe Zito, 2 Greta Mou, Alberto Garruto, 3 Glamour Run, Roberto D'Alessandro, 4 Gegege Rosa, Pietro Gubellini, 5 Goccia dei Venti, Emanuele Matteini, 6 God Save the Queen, Fabrizio Mallozzi, 7 Gea Pax, Pietro Tommasello, 8 Giulietta Clan, Marco Volpato, 9 Guess Canf, Roberto Faticoni, 10 Gigi Hadid R, Vincenzo Luongo, 11 Guinea Matto, Antonio Di Nardo. Tutto pronto per il lancio. Problemi in fase di allineamento per Guinea Matto. Partite con veloce in partenza dal centro dello schieramento Goccia dei Venti, che però trova al suo interno l'opposizione da parte di Greta Mou e di Gegege Rosa. Si imbocca la prima curva con l'errore di Gegege Rosa. Rimane seconda alla corda Ginevra Princess, mentre all'esterno sbaglia anche Ginevra Princess, all'esterno punta in avanti Goccia dei Venti, Ginevra Princess, che passa a condurre. Così Goccia dei Venti sfila il comando nei confronti di Greta Mou, di fuori Glamour Run, in corda Gea Pax, poi ancora Gigi Hadid R e quindi God Save the Queen, poi Guess Canf. Si vanno a completare i primi 600 metri di corsa con Goccia dei Venti al comando, al suo esterno Glamour Run. Ripetiamo, alla corda 8, rimane Giulietta Greta Mou, Clan, squalificato. mentre in seconda pariglia c'è Gigi Hadid R che precede Gea Pax, Guess Canf, God Save the Queen. Si vengono a completare i primi 800 metri di gara, passati in 1,3 da Goccia dei Venti e Glamour Run, una accanto all'altra, poi Greta Mou con alla sua destra Gigi Hadid R, quindi Gea Pax, Guess Canf. Chilometro iniziale passato da Goccia dei Venti in 1:18,6. Glamour Run si mantiene al suo esterno, in corda Greta Mou, di fuori in pariglia sempre Gigi Hadid R, poi Gea Pax. Si va verso il completamento dei 1200 metri iniziali, che Goccia dei Venti passa in 1:33,7. È sempre una lunghezza avanti a Glamour Run che si impegna allo scoperto, in corda Greta Mou. Ora Glamour Run prova ad andare all'attacco di Goccia dei Venti quando siamo a 200 dal palo. Greta Mou che attende l'open stretch, poi Gigi Hadid R a contatto. Goccia dei Venti è sempre in vantaggio, ci prova Glamour Run, inserisce alla lotta anche Gigi Hadid R, di dentro Greta Mou, passa Glamour Run, tutta strada di fuori. Vince nei confronti di Goccia dei Venti, poi probabilmente Greta Mou di dentro. 1:17,7 percorso allo scoperto di Glamour Run, Roberto D'Alessandro che allena e guida per i colori del signor Maurizio Mioli. Percorso scoperto della figlia di Granon Vedaché, che vince nel finale dopo durissimo percorso scoperto. Seconda è Goccia dei Venti, un po' labile in fondo. Terzo Greta Mou.